L'abbazia di San Fruttuoso di Camogli e Casa Carbone a Lavagna sono i protagonisti nel Tigullio e nel Golfo Paradiso delle giornate Fai d'autunno, che quest'anno eccezionalmente si svolgeranno in 2 fine settimana, 17-18 e 24-25 ottobre. Sono più di 1000 in 400 città italiane i siti di pregio culturale e artistico che aprono al pubblico con proposte varie che vanno oltre alla semplice visita guidata e cercano di offrire orizzonti più ampi per contestualizzare i luoghi e le persone che li hanno vissuti. Con le lezioni di acquarello di Chichi Bagiani in collaborazione con la delegazione FAI Portofino Tigullio e poi le classiche visite, la mia la visita guidata col direttore, e alle 14:20 il giardiniere racconta come si prende cura, oltre che dei giardini dell'abbazia, anche dei 33 ettari di terreni fra Oliveto e Macchia Mediterranea, frutto della donazione. La domenica poi la visita al borgo di San Fruttuoso alla scoperta delle tracce di cultura materiale lasciate dai pescatori che vi hanno abitato. In modo simile, Casa Carbone propone un percorso incentrato sulla storia e sulla manutenzione degli orologi e visite guidate che si estendono anche ai luoghi limitrofi della città, come l'oratorio della Santissima Trinità e il cimitero monumentale. Ci saranno anche i nostri volontari che saranno assistenti dei visitatori e quindi faranno scoprire Casa Carbone, non visite guidate, bensì visite narrate per far capire loro comunque come arriva Casa Carbone al FAI e il perché Emanuele e Siria Carbone hanno lasciato la loro dimora al FAI. L'edizione di quest'anno è dedicata a Giulia Maria Crespi, la fondatrice del FAI, mancata lo scorso luglio. Lo scopo delle giornate è sempre quello di raccogliere fondi per tutelare questi spazi di pregio del patrimonio artistico italiano. FAI è una fondazione che si prende cura, vuole curare, vigilare e comunque curare nel tempo tutte le sue proprietà. Un elemento su cui il FAI investe ogni anno è proprio legato al tema del dissesto idrogeologico che stiamo affrontando in questi anni in sinergia con gli enti di tutela territoriale, il Comune di Camogli e il Parco di Portofino, proprio per dare sicurezza